Buongiorno, cercherò di essere il più celere possibile, ma non tanto perché il premio non valga il tempo necessario per poterlo contemplare, ma soprattutto per il fatto che chi parlerà dopo di me dirà cose molto più belle di essere scritto. Allora, cosa devo dire? Nel 2008, oggi celebriamo ovviamente la giornata del gelato artigianale europeo, che non nasce a caso, ma nasce attraverso una iniziativa partita qua da Numerone Fiere nel 2009. Nel 2009 Numerone Fiere, intesa con Artglass, l'associazione che accoglie tutti i gelatieri d'Europa, o quasi tutti, ha partecipato con noi nell'assalto al fortino europeo e da lì, dopo la prima iniziativa che è andata a buca, la seconda anche è andata a buca, la terza ancora è andata a buca e nel 2012 è arrivato l'allora presidente del Numerone Fiere, che mi è subentrato, l'architetto Oscar De Bono. In quell'occasione Oscar ha potuto raccogliere il risultato ottenendo la maggioranza dei voti da parte del Parlamento europeo. Da quel momento il gelato artigianale ovviamente, è diventato l'unico, è stato, come dire, identificato come l'unico per ora alimento inserito e che sia contestualizzato in una giornata europea. Quindi per noi questo è ovviamente un orgoglio, è stato un momento di grande esaltazione per noi perché abbiamo colto questo risultato che dà visibilità a una filiera seppur corta ma molto importante, che è quella del gelato artigianale. Le gelaterie sono in tutto il mondo, ma in modo particolare in Europa. I gelaterieri italiani, soprattutto i nostri, quelli locali, quindi della Val d'Ordana, del Cadore e delle altre valli bellunesi, hanno concretizzato attività economiche molto importanti che hanno dato vigore al territorio, hanno dato benessere al territorio, si sono espansi anche nella Trevisana, lasciando un segno indelebile di quello che è stata veramente una fortuna. Il nostro dovere è quello di celebrare annualmente questa definizione di gelato artigianale cadente in una particolare data che è il 24 di marzo, e il 24 marzo non è nato a caso perché il primo tentativo è stato fatto proprio il 24 di marzo del 2008. Ora, ripeto, dobbiamo coltivare questa definizione che per noi rappresenta un qualcosa di interno, di interiore, e lo facciamo annualmente mettendo assieme anche un premio che poi verrà esposto in maniera molto più pregnante del sottoscritto, che è il premio dedicato alla memoria di Ivano Chiesa, con il quale personalmente ho avuto modo di collaborare nel 1908 insieme a Soro Dorotei e il vostro fratello vostro nell'organizzazione di una arrampicata sportiva svoltasi a Erco, con il supporto tecnico di Soro Dorotei e con l'attività di comunicazione fatta da Ivano. E quindi è una persona che porterò sempre nel cuore, anche perché credo che un vostro parente abbia vissuto nella mia frazione a Casso, qua in montagna, durante la guerra, lasciando sul paese delle immagini, delle pitture di carattere di affresco sostanzialmente. E i miei paesani tutti se lo ricordano, quelli che ovviamente sono nati prima del 40, ma a me la storia l'ho raccontata e come mi è stata raccontata la racconto ancora, con grande soddisfazione. Io ora lascio la parola al sindaco di Longarone, il quale con noi è stato a Bruxelles e a Strasburgo prima nel tentativo di portare a casa questo risultato. Ce l'abbiamo fatta, ma è stato un lavoro non del sottoscritto, ma di chi ha lavorato soprattutto dopo di me, in modo particolare il sindaco sempre presente, e Oscar che alla fine da goleador ha segnato il gol. Sindaco, io vorrei lasciarti il cono, quindi il gelato. Grazie Giovanni, buongiorno a tutti. Bene, salutare ovviamente tutti gli ospiti e tutte le persone che sono qui oggi con noi. Saluto in particolare le sorelle di Ivano e noi siamo qua per ricordare fondamentalmente questa figura che ha lasciato un segno profondo nella comunicazione dell'intera provincia di Belluno. Io poi fra l'altro lo dico ogni anno perché la verità ha un po' raccolto il suo testimone qui in fiera da Detto Stampa e quindi non posso che ringraziarlo per il supporto, i consigli e l'aiuto che mi ha dato in quegli anni. Per me
è stata una persona di riferimento in un mondo come quello della stampa e della comunicazione, che in provincia di Belluno è decollata prima di tante altre. Soprattutto lunedì scorso ho partecipato alla presentazione del docufilm sui 50 anni di Tele Belluno Dolomiti, e lì abbiamo potuto notare il grande impegno che Ivano aveva assunto in quel contesto. Il premio, lo ha detto Giovanni, è un premio che è stato istituito dalla Fiera 10 anni fa ed è legato ad alcune delle firme più prestigiose del mondo del gelato artigianale, e quest'anno abbiamo sicuramente uno di quei personaggi che ha lasciato un segno profondo in questa storia e continua a lasciarlo, e quindi sono felice e riconoscente qui all'amico Angelo Grasso per tutto quello che ha dato a questo mondo del gelato e che potrà ancora dare, e soprattutto i consigli che ne abbiamo anche bisogno, perché sicuramente la Mostra Internazionale del Gelato in questa fase ha bisogno dell'aiuto di tutti, dei consigli di tutti, perché per noi resta il fiore all'occhiello, il punto di riferimento in cui è nata la storia di Longarone Fiere Dolomiti. Con questo io, nel rinnovare i complimenti al premiato di questa edizione, auguro un buon fine agrimo e un grande augurio per il proseguo del calendario delle fiere di Longarone. Grazie a tutti. Grazie al Presidente Roberto Caselli, Sindaco di Longarone. E questo premio Co-Chiesa, citato poc'anzi dal nostro amministratore delegato Giovanni De Lorenzi, nasce in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Darei quindi la parola al Presidente di ABM Oscar De Bona per una parola su Ivano che abbiamo condiviso insieme alla fiera appunto con l'associazione. Grazie a tutti, grazie anche al consigliere comunale di Sedico, di Ponte nelle Alpi che sono presenti, e il consigliere comunale di Belluno, che sono qui anche perché ci sarà la consegna di questo premio giunto alla sua 10ª edizione. Parlando prima Giovanni De Lorenzi ha parlato della lunga storia per arrivare a questo risultato. Io non potevo che segnare il gol perché non ho fiato per fare, non ho resistenza, quindi a forza di batti e ribatti il pallone è arrivato lì e abbiamo fatto il gol. Però se c'è un merito di Fausto Bortolotti e tutti quelli che Fausto Bortolotti rappresenta, c'è il merito di Paolo Garna e tutto il lavoro che ha svolto in quegli anni per arrivare a questo risultato dopo vari tentativi che non avevano sortito successo. E poi gli amici delle altre regioni italiane, in primis Ferdinando Bonocore, che ha lavorato tantissimo per raggiungere l'obiettivo che prima vi ha ricordato bene Giovanni De Lorenzi. Però noi oggi qui siamo qua per fare i complimenti a Angelo Grasso, perché quest'anno Longarone Fiera, in collaborazione con l'ABM, ha voluto assegnarti questo riconoscimento, e tutte le persone che sono state premiate in questi 10 anni hanno avuto un ruolo importante nella valorizzazione degli eventi fieristici di Longarone, e in modo particolare per quanto riguarda il gelato artigianale. E quindi ti aggiungi ai nomi importanti e prestigiosi. Io ho letto il curriculum che Franz Zanne puntualmente ha preparato. L'hai preparato tu, no? No, l'ha preparato Paolo Garna. L'ha preparato Paolo Garna. Io volevo ringraziare anche Franz Zanne per tutto quello che fa. Bravo Franz. Mi è piaciuto moltissimo il riassunto che hai fatto Garna, dove alla fine parli di formatore, di insegnante, di giornalista, di amico di questo mondo del gelato artigianale, che non a caso dopo tanti tentativi ha ottenuto il risultato, che è la prima volta che il settore dell'alimentazione ha un riconoscimento con l'istituzione di una giornata europea dedicata al gelato artigianale. E quindi Angelo Grasso si aggiunge agli altri 9 premiati che sono passati per questa sala, e mi faccio i complimenti anche a nome dell'ABM. Saluto Umberta, Marisa, Omero,
Gabriela, Daniela e Carla? Norma. Sai quante cose mi fa venire in mente Norma? Non te lo dico. Perché portano avanti con passione, con impegno, tutti i momenti in cui noi abbiamo l'occasione di ricordarci di Ivano. La sua eleganza, il suo modo di essere presente tra di noi, come affrontava le problematiche, come cercava di convincere soggetti che facevano fatica a comprendere, aveva una visione che era più in là, lo ha ricordato bene il padrino. E quindi grazie Angelo Grasso per esserti aggiunto a questi meravigliosi amici di Longarone. Grazie Oscar. Paolo aveva preparato anche una presentazione per andare nel dettaglio. Non siamo, diciamo che ormai è stato detto quasi tutto della prima parte, quindi noi la scorriamo un attimo con alcune delle immagini che ci hanno portato, che rappresentano un po' la storia del percorso che ci ha portato a questo grande riconoscimento, e qui lo possiamo vedere, per arrivare oggi quindi ai due gusti che abbiamo presentato qui oggi. Uno è il gusto deciso dalla class, alleluia, e l'altro invece è il miele della rinascita. Perché il miele della rinascita? Perché è un fior di latte fatto con latte di montagna che rappresenta quella che è l'origine di la motivazione di questa giornata europea del gelato nazionale, ossia valorizzare i prodotti agroalimentari del Stato membro, i prodotti del territorio. Ed ecco che noi qui abbiamo un fior di latte bio di montagna della Latte Busche e il miele della rinascita, che nasce però in maniera molto particolare questo miele. Ce lo racconta Paolo Fontana, che è il responsabile dell'apicoltura del progetto Life Vaia. Grazie Franz. Molto brevemente, il progetto Life Vaia nasce con la volontà duplice di vedere rinascere da un punto di vista naturalistico e da un punto di vista anche della solidità economica dei territori che hanno subito i danni devastanti della tempesta Vaia, accompagnando la natura a ricostituire queste foreste con il loro tempo, e nel tempo che queste foreste ricresceranno impiantare delle attività, microattività economiche, coltivazione di mirtillo selvatico, di piante alimurgiche e un'attività di apicoltura, perché in questi luoghi nuovi, creati in questi nuovi ambienti, la flora riparte con grandissima vigoria. Per me è veramente una grandissima soddisfazione che questo progetto del gelato artigianale con il miele della rinascita, perché oggi l'apicoltura è in forte crisi, le produzioni si sono ridotte, c'è un grande inquinamento del mercato con falsi mieli, mielacci che arrivano da chissà dove, e queste produzioni ridotte possono trovare una grande valorizzazione e un ritorno economico per le aziende apistiche italiane attraverso operazioni di questo tipo. Purtroppo troppo spesso il gelato utilizzato, cioè il miele utilizzato dall'industria nei dolci, nei gelati, eccetera, è un miele di serie B. Invece il miele, per essere valorizzato anche nei trasformati, anche negli altri straordinari prodotti del nostro agroalimentare, come nella ristorazione, eccetera, deve essere un miele di qualità, un miele che racconta dei territori, che racconta una storia. Questo è il progetto Life Vaia, questo è il miele della rinascita, e io ringrazio Longarone Fiere e tutti quelli che hanno contribuito a questa manifestazione e a questa giornata per aver scelto il nostro miele. Grazie. Grazie. Ricordiamo che questa giornata viene supportata appunto dal territorio, dalla Regione del Veneto, grazie all'autorità di Venix Promex e l'Agenzia di Promozione dell'Union Camere Veneto. È fondamentale proprio questo progetto di tradizione, diciamo, del gelato veneto. E ora direi che andiamo al premio Ivano Cocchiesa, e questo io chiamerei cortesemente Paolo Garna a salire qui e
raccontarci un attimo e introdurre questo premio per noi. Va bene, buongiorno. Come vedete io ormai faccio parte un po' dell'arredamento qua di Longarone Fiere, però mi trovo con piacere in occasione di questa giornata per tanti motivi. Intanto perché, come ha accennato Giovanni e Oscar prima e anche Roberto, la giornata europea del gelato artigianale, che adesso si celebra in tutta Italia e in diverse parti d'Europa, è nata qui da un'idea, diciamo, di Giovanni De Lorenzi e mia. Si parlava di queste cose. Nel 2008 è stato contattato un parlamentare europeo e appunto il 24 marzo 2009 siamo andati al Parlamento per sensibilizzare i parlamentari europei a quelle che erano le problematiche del gelato e soprattutto affinché il gelato artigianale avesse una sorta di riconoscimento a livello europeo. Poi la cosa è stata, l'abbiamo condivisa con altri che forse sono stati più bravi di noi, adesso viene gestita appunto dall'associazione Arglass, che è un'associazione europea di gelatieri, che oggi proprio a Roma distribuisce il gelato che è stato stabilito quest'anno per festeggiare la giornata europea. Per quanto riguarda Ivano Cochiesa, ormai è stato detto tutto. Io anch'io ho avuto il piacere di conoscerlo molto bene ai tempi di Radio Teledolomiti e di Teledolomiti e di tutte le sue cose. Sono stato vicino nel senso che mi è sempre interpellato anche quando ha realizzato i suoi libri sul gelato, che se riusciamo, era stata preparata qui una presentazione, no? Che visto che c'è, quindi questi sono 3 dei libri che avevo io a casa di Ivano. Uno è la celebrazione di 30 anni della fiera di Longarone, poi c'è un bel volume che aveva scritto assieme a Mario Fornaro e a Adu Ovio, che è il gelato tra mito e storia, dove ripercorre, diciamo, le tappe della storia del gelato e ovviamente con tanti riferimenti al mondo dell'immigrazione bellunese, i gelatieri in giro per l'Europa, per il mondo. E quindi ecco la motivazione del premio, che ricordo che la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2014 e l'avevamo fatta in sede Oscar della provincia di Belluno. Forse tu non eri più presidente nel 2014, e l'avevamo fatta appunto in sede della provincia di Belluno. Il premio quest'anno è ricaduto, come avete sentito, su Angelo Grasso, perché possiamo dire, come tanti, è nato in una sorbetiera, perché il papà e la sua famiglia erano gelatieri e quindi lui da giovane si è appassionato subito di questo mondo e ha capito che oltre a fare il gelato bisogna anche comunicarlo, insegnarlo, condividerlo, e quindi già da giovane ha incominciato a fare dei corsi, no, di qualificazione, di specializzazione. Poi il suo sapere, diciamo, che è stato divulgato negli anni attraverso tutte le riviste in pratica del settore gelateria e del settore dei pubblici esercizi, perché andiamo dal bar giornale e alle edizioni appunto gelato artigianale, gelateria italiano, gelateria, e ringraziamo Luigi Frassinelli che è lui l'editore di Gelateria, e fino a Punto It, che è l'ultima rivista con la quale lui ha una rubrica fissa per raccontare appunto le particolarità del gelato. Oltre a questo collabora con importanti aziende, tra cui la Bravo, azienda produttrice di macchine per gelato, per pasticceria e per tutto il settore. Collabora con la frigotecnica Zambon, che vediamo qui la foto assieme ai titolari, quando hanno festeggiato i 50 anni.
E poi, bravo, vedete che c'è un 1000, hanno festeggiato all'ultima fiera a Rimini i 1000 corsi di formazione ai quali ha partecipato, cioè curati da Angelo Grasso, quindi 1000 corsi ufficiali, poi chissà quanti, poi ci spieghi tu. Ecco, qua c'è una foto che risale al novembre scorso, quando ero qui a MIG, sempre in collaborazione con le aziende, e dove ha presentato qualcosa che c'è scritto lì, una demo di Angelo Grasso sempre sul gelato, sulle macchine per il gelato. Qui è con l'editore della rivista .it, che è appunto la rivista dove attualmente collabora. Però tra le motivazioni ce n'è anche una particolare che ci consente di ricordare come la Fiera di Longarone negli anni era il punto di riferimento non solo in Italia del gelato artigianale. Qui in questa foto c'è il papà di Angelo, anche lui si chiamava Angelo, era presidente del Comitato Nazionale per la diffusione, e per la salvaguardia e divulgazione del gelato artigianale, perché in quei tempi, siamo negli anni 50, il gelato artigianale ha avuto un grosso rischio, non dico di sparire, ma di essere molto penalizzato con l'uscita dei gelati industriali, in particolare il Montarello, che aveva incominciato ad essere distribuito in pratica in tutti i bar del frigorifero, arrivavano questi gelati pronti, e quindi il papà di Angelo, a capo di questo comitato, hanno fatto il punto della situazione e hanno avviato una serie di azioni di salvaguardia del gelato, puntando soprattutto sul discorso della formazione, e poi ci dirà Angelo dell'igiene, perché l'industria a quel tempo, come tenta di fare anche tuttora ogni tanto, dice il gelato confezionato da tutte le garanzie di salubrità e di igiene, mentre il gelato artigianale non sempre in questi piccoli laboratori dove viene prodotto non sempre c'è la necessità la possibilità di avere tutti i requisiti, anche se i controlli sappiamo sono molto assidui. Però mi piace ricordare Angelo anche per la sua capacità di vignettista, perché attraverso queste vignette lui fa conoscere il gelato non solo ai gelatieri, ma anche e soprattutto ai più giovani, ai più piccoli, agli scolari delle scuole elementari, e mi diceva che adesso sta preparando una sorta di presentazione, di brochure, proprio da mettere a disposizione e soprattutto ai gelatieri che sono bravi a preparare il gelato, ma non sempre, non è il loro mestiere quello di presentare in tutto per tutto le caratteristiche, come si produce, i prodotti eccetera, e quindi gli ho già strappato la promessa che la prossima MIG di novembre, fine novembre, primi dicembre, ci presenterà questa cosa. Noi chiameremo i gelatieri affinché adottino anche queste linee guida per consentire loro di far conoscere meglio il gelato. Quindi io vi ho detto un po' di cose, avete capito che Angelo non è una persona qualsiasi. Ieri mi diceva era in Ungheria per le sue attività di formazione, oggi ha preso il treno, è venuto a Longarone, non fino a Longarone, fino a Mestre, altrimenti saremmo ancora giù per le vallate qui, e quindi penso che, come accennava il presidente, l'amministratore delegato prima, con Angelo Grasso continua sicuramente continuano le persone di alto prestigio alle quali viene conferito il premio dedicato a Ivano, che appunto merita di avere abbinate a lui appunto i personaggi importanti del mondo del gelato. Quindi io adesso passerei la consegna del premio allora, allo speaker,
e invitiamo grazie Paolo. le autorità. Chiamiamo il presidente Roberto Padrin, l'amministratore delegato Giovanni De Lorenzi, il presidente Oscar De Bona, qui le sorelle Pochiesa anche direi, visto che sono qui presenti, a venire anche loro avvicinarsi al palco, i fratelli e le sorelle di Ivano. E Paolo, si finisce nel gruppo, no? E quindi Angelo Grasso, il premiato. Applauso. Facciamo la foto con premio, giusto? Angelo, vieni qua in mezzo a noi. Dove ci mettiamo? Va bene. Qua Angelo, lui è ingombrante, dovete venire davanti, venite davanti. Oh là. Qua, siamo, via. Bene. Ora lascio il mio numero a qualcuno che mi gira la foto. E già che ci siamo, regaliamo anche un vasetto di miele alla rinascita, che dite? Bello! Questo lo appoggiamo qua. E Là, vai. ecco, una foto anche col vasetto, Roberto e Giovanni, dai per favore. Ecco, Giovanni si può venire qua e Oscar, si può venire un attimo qui anche voi con vai. davanti, sì, Guarda là. Vai là. E qua? No, sta qua. Sta qua. Perfetto, grazie. Grazie E a voi. adesso però queste te le tengo un attimo io e diamo la parola a Angelo, però qualcosa ce la devi dire anche tu, però abbiamo parlato solo noi fino adesso. Non lo fa cadere. Allora signori fedeli, innanzitutto grazie. Sono commosso, sono abituato a parlare ma sono abbastanza emozionato perché solitamente non mi prendono mai, per cui è una cosa un po' particolare. Mondo del gelato, storia della gelateria, ecco, io l'ho vista. Non sono di seconda generazione gelatiere ma di terza, perché mio nonno aprì la prima gelateria nel 1932 a Milano e poi venne mio papà, poi venne io. Per cui diciamo che ho iniziato a fare il gelato quando ancora c'erano le macchine verticali, non c'erano i macchinari moderni che abbiamo oggi. Quando ancora si usavano le pentole per cuocere le bicchiere, oggi la gelateria è completamente cambiata, soprattutto alla fine degli anni 60, quando sono arrivate le nuove macchine, le nuove attrezzature, le nuove strutture anche per somministrare il gelato. A quei tempi c'erano solo i banchi a pozzetto, ma sono arrivate queste vetrine dove il gelato si vedeva, che hanno incrementato anche la vendita d'impulso. Ma quello che appunto Paolo diceva prima è una cosa molto importante. La necessità di creare un qualcosa per poter garantire le proprie tradizioni e la propria professionalità, un proseguo. Nel 1953 nacque a Milano, proprio a Milano, in quella città, l'industria del gelato, venne portata dagli Stati Uniti da Angelo Motta. Motta fece il suo business. E insieme a Motta poi ne nacquero tanti altri, Agita, Eldorado, Samson, tanti. Ma in effetti il consumo di gelato era molto più basso ai tempi rispetto a oggi. Pensate che nel 1956 il consumo pro capite di vino era di 90 litri all'anno, di gelato 750 grammi pro capite all'anno, cioè si beveva più vino che gelato. Per cui bisognava cercare di essere i primi, magari facendo anche una concorrenza non carina agli antagonisti, ai competitor. Chi era il competitor dell'industria? L'Artigiano. E a questo punto cominciarono l'industria del gelato a evidenziare, a far ingrandire tramite i media, la carta stampata, allora
non c'erano i social, non c'era internet, denigrare in tutti i modi l'artigianale. E come lo potevano denigrare l'artigianale? Per la qualità. Il gelato artigianale era buono, era fresco, fatto ogni giorno. Lo potevano denigrare soltanto per la qualità igienica sanitaria. E cominciarono a inventarsi tantissimi casi di tossinfezioni attribuibili lontanamente all'assunzione di gelato artigianale. Qualcuno sarà stato anche vero, qualche episodio, ma tanti altri venivano ingigantiti da giornalisti prezzolati e anche da ufficiali sanitari prezzolati dall'industria. Buon tormento. Allora gli artigiani cosa dovettero fare? O rischiare di sparire. Io ricordo, ho un sunto di articoli del Corriere della Sera, che Dio lo benedica, del 53 periodo estivo. Ogni giorno c'era un artigiano gelatiere che avvelenava qualcuno. Cioè la gente cominciava a dire no, compriamo il Mottarello che è più sicuro. A questo punto cominciava a ledere questo problema. Allora che fare? Cambiare lavoro? No. Ai tempi, nel 1953, gli artigiani italiani si riunirono in un'associazione che non aveva scopo di lucro per loro, che non doveva dare visibilità particolare a qualcuno, un'associazione che doveva esclusivamente tutelare la qualità del gelato artigianale, difenderla. Questa associazione nacque in Lombardia, poi divenne regionale. Da regionale avevamo comitati in tutte le province, cioè provinciale. Ogni provincia italiana aveva un comitato per difendere e tutelare il gelato. Migliaia, decine di migliaia di artigiani. Furono fatti eleggere dei personaggi politici con i voti degli artigiani che dovevano garantirci a Roma e tutelarci un pochino, cioè mettere un pochino anche la nostra parola. Iniziarono i primi corsi di formazione presso il CAPAC di Milano. Il primo corso di formazione, il primo corso lo tenne il professor Agazzi, che era il responsabile dell'ufficio di igiene di Milano. Per cui Agazzi il gelato non sapeva come si faceva, ma sapeva benissimo come bisognava manipolare gli ingredienti che necessitavano per farlo. E da qua praticamente nacque questo comitato che durò per tanti anni. Oggi cosa succede? Oggi l'artigiano lavora con prodotti di qualità che garantiscono sicurezza, lavora con macchinari che garantiscono la massima sicurezza igienica sanitaria e vi dirò di più. Paolo, il gelato industriale è meno sicuro di quello artigianale. Questo lo sanno in pochi. Questo lo sanno in pochi. Senz'altro esce dall'azienda è sicuro, ma chi va in mano il gelato industriale? A trasportatori che devono mantenere le temperature frigorifere dei camion e lo fanno sempre secondo te. A rivenditori non formati, gente che gestisce un bar, che ha una vetrina, che quando deve sbrinare la vetrina in pieno agosto mette tutti gli stecchi, tutte le coppette sulle tavoline per 2 ore e questi si sciolgono, poi rituriscono piano piano. E voi sentite un altro cristallone di ghiaccio. Non è sicuro igienicamente come si crede il gelato industriale. Ha i suoi punti deboli, la mancanza di formazione dei rivenditori e anche dei trasportatori. Magari qualche sera ci devono qualche biglietto di più e si scordano di attaccare le spine per ricaricare i frigoriferi del camion. Capita anche questo. Oggi l'industria attacca ancora l'artigiano come addirittura sugli ingredienti. Dice che l'artigiano usa, però anche qua io non sono tanto preoccupato che l'industria proprio sull'ingredientistica non può fare niente.
Se andiamo a vedere gli additivi di un gelato industriale e di un gelato artigianale c'è da ridere. Il problema è che oggi è successa una cosa, c'è molto bisogno di protagonismo. Cosa hanno combinato le mamme negli ultimi anni? Non hanno forse gratificato abbastanza i ragazzi, quelle ragazze che sono nate alle generazioni passate? Non gli hanno detto che erano bravi? Allora c'è bisogno di apparire, deve essere apparire. E a questo punto non si trova più nessun punto d'unione. Ognuno va per la propria strada, non esiste più un comitato che riunisce gli artigiani. Uniscono tanti gruppi dove in ogni gruppo qualcuno vuole fare l'influencer, vuole apparire. È chiaro che così si perde forza e l'industria in questo modo. Io vorrei dire un'ultima cosa, continuo a ringraziare, sono veramente commosso per questo riconoscimento. L'ultima cosa che vorrei considerare sono i giovani. Io lavoro molto con i giovani sono meravigliosi. Io ho compiuto 72 anni qualche giorno fa, sono diversamente giovane, no? Questo si dice così. Ma la cosa molto importante è cercare di sfatare, di vedere. Io ho fatto l'ultima fiera di Rimini, ad esempio, c'è una fiera abbastanza importante anche a Rimini, non ha la tradizione di quella di Longarone, quella di Rimini però, E ho visto i giovani, l'entusiasmo, la voglia, la volontà, il desiderio di imparare, il desiderio di fare. Sono giovani che forse rispetto ad altre generazioni hanno avuto molto e si sono un po' indeboliti, ma sono il futuro, signori. E molte volte mi domando, ma chi sono io? Ma perché mi trovo a volte con qualcuno della vita, con qualcuno che ha fatto il 68, con qualcuno che ha chiesto, pensava di cambiare il mondo, in miei anni si pensava che avevano cambiato il mondo, che abbiamo criticato i nostri padri perché erano troppo battettoni. Adesso ci troviamo noi a criticare i giovani, ci troviamo nella nostra stessa posizione. Questo è brutto. Bisogna sapere anche invecchiare da giovani. Questa è una forma di mentalità, stando con i giovani, capendo i giovani e aiutando i giovani. Non pensando che saremo l'ultima generazione che ha fatto qualcosa di buono e quella che verrà non sarà alla nostra altezza, no, quella che verrà sarà sì, perché quella che verrà, poverina, pensa di essere superiore, per cui noi pensiamo che loro non siano all'altezza e loro pensano che siano superiori, per cui veniamoci incontro e usiamo la nostra testa, la nostra esperienza, allarghiamo le braccia ai giovani, aiutiamoli a crescere, perché il mondo è loro, non è nostro. Io vorrei dire le ultime parole per chiudo, le vorrei dedicare a Ivano. Noi non siamo eterni, però c'è un modo per conquistare un pochino di eternità, essere ricordati, lasciare qualcosa per cui rimane il nostro ricordo. Allora Ivano vorrei dedicare questa frase che lo vendia. A volte nella vita dei buoni giorni, i buoni giorni si contano, ma il buon nome resta in eterno. Grazie. Scusa Angelo che ti ruba. Grazie Angelo Grasso. Io chiederei a Paolo, prego. Prima di mangiare il gelato, Paolo, perché ad Agrimont e poi mangiamo il gelato? Ha trattato bene il premio no? Allora, visto che dovete degustare il gelato, ma ve lo faccio pesare ancora un attimo, perché mi sono dimenticato prima di ricordare perché ad Agrimont si parla di gelato.
Niente, c'era una slide, comunque ve lo dico per evitare perdere tempo. La giornata europea del gelato artigianale che appunto abbiamo raccontato, ecco qua, è stata istituita l'8 di giugno del 2012, no, l'8 di luglio del 2012. E qui ad Agrimont ne parliamo da un po' di anni perché nella cosiddetta dichiarazione del Parlamento europeo le motivazioni per cui è stata istituita una giornata dedicata al gelato artigianale è che, considerato che la normativa europea si sta evolvendo nella direzione di garantire qualità di prodotti alimentari e che tra i prodotti lattiero-caseari freschi il gelato artigianale rappresenta un'eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare che valorizza i prodotti agroalimentari di ogni singolo Stato membro. Quindi Agrimont celebra l'agricoltura e il motivo per cui il gelato è stato insignito di questo riconoscimento è proprio perché valorizza i prodotti agroalimentari di ogni Stato europeo. E quindi ecco il motivo per cui ad Agrimont si festeggia la giornata europea del gelato in occasione appunto di questo premio che Longarone Fiere ha il piacere di continuare a presentare. E quindi passiamo al gelato artigianale allora. No, Paolo, facciamo solamente un applauso e un pensiero perché tra i premiati del premio Cucchiese quest'anno abbiamo perso purtroppo un premiato che era Aldo Levati, che ci ha lasciato da qualche mese, e gli facciamo un applauso per il premiato. Grazie Roberto. Ringraziamo Roberto Sante da Proloco per questo gelato che sono sicuro apprezzerete, gelato ovviamente artigianale con anche da per quanto possibile.